Segretario, allora ci racconti un attimo le situazioni, ad esempio quando è stato scoperto che una persona ha contratto per esempio la scabbia o adesso è risultata positiva a un test importante come la TBC. Che conseguenze ci sono? Che cos'è questa patologia? Se ne guarisce, se ne viene fuori, che rischi ci sono? Cioè qual è anche l'ansia che i vostri operatori vivono? Cosa sta a significare? Beh, guardi, a livello medico il contrarre questa tipologia di malattie fa sì che l'operatore debba comunque poi ovviamente seguire un protocollo medico, ma oltre a quello ovviamente deve cercare di avere meno rapporti con le persone che gli stanno vicine proprio per evitare il contagio della stessa. Quindi se uno ha una Questo famiglia, figli, eccetera, Ovviamente cioè... questo fa sì che chi ha dei figli piccoli deve cercare di stargli il più lontano possibile per cercare appunto di non contagiare gli stessi con questa patologia e evitare che poi, come dire, la trasmissibilità di queste malattie poi venga estesa alla popolazione tutta, perché poi ovviamente ognuno di noi ha dei rapporti con le altre persone, insomma, i figli che vanno a scuola. Infatti, ci sono relazioni sociali importanti. E se ne guarisce dalla scabbia, per esempio? Sì, guarire se ne guarisce perché comunque sono delle patologie ormai che hanno delle profilassi ben definite. Quello che rimane però comunque è il segno psicologico di aver contratto una malattia di questo tipo. Abbiamo avuto tempo fa una collega eh, che ha contratto la scabbia in un servizio appunto con dei migranti e leggevo appunto le sue dichiarazioni su un articolo di qualche giorno fa. Lei ha confessato di aver più piacere a essere in mezzo alla strada a sventare rapine, a correre dietro i delinquenti, piuttosto che avere contatto e fare un servizio di questo tipo. Come le dicevo prima, il segno che rimane è psicologico, perché in un settore diciamo abbastanza tartassato come il nostro, che sia a livello stipendiale, che sia a livello normativo, che sia anche a livello mediatico, perché a volte subiamo, voglio dire, degli attacchi per delle situazioni che poi alla fine si dimostrano, come dire, diverse dalla realtà. Tutto questo fa sì che l'operatore non riesca a svolgere il proprio lavoro serenamente, come dicevo, perché non ci sono mezzi, non ci sono soldi, non ci sono attrezzature idonee. Una persona che appunto poi si trova in questa situazione sinceramente si demotivizza, insomma. Si demotiva completamente, quindi dicevamo, a parte i controlli sanitari, per voi invece come dotazioni, di che cosa avreste bisogno? Potrebbe essere sufficiente, perché ovviamente dei guantini di lattice e una mascherina forse è fin troppo poco, oppure lei diceva ci vorrebbe qualcos'altro. Beh, diciamo che la dotazione medica necessaria sarebbe ben diversa, insomma, ci sono altre tipologie di mascherine, ci sono altre tipologie di guanti, ci sono delle protezioni, ci sono delle tute che possono essere indossate, ma tutto questo può essere bypassato da un controllo medico Sì. fatto ovviamente con le dovute caratteristiche che ci vuole. Voglio dire, noi non possiamo sopperire a un'emergenza medica, a un'emergenza sociale. Noi facciamo un lavoro ben diverso che non è questo, voglio dire, però ci troviamo ad affrontare delle problematiche che non sono prettamente nostre. Infatti, cosa succede quando vengono smistati e arrivano nel nostro territorio? Quindi vediamo le immagini spesso di quel che succede all'arrivo a Lampedusa, il disastro che c'è, il disagio più totale e poi che cosa succede? Perché questo c'è uno step ulteriore che magari ad E alcuni poi può cosa mancare. succede? Diciamo gli step ulteriori sono diversi. Di solito quando arrivano dovrebbero, come dicevo prima, avere un controllo medico che come abbiamo scoperto non hanno. Dopodiché in base a diciamo, un programma di smistamento nazionale, in base alle disponibilità, in base anche come dire, alle strutture ricettive che vengono trovate, questi qui vengono
come dire, viene organizzato un servizio per andarli a prendere e poi smistarli. Noi ci occupiamo appunto di smistare quelli che vengono nel territorio veneto, quindi tutte le province. Quindi arrivano dove? Presso una Di caserma? solito arrivano o in aeroporto o in pullman alcune volte, da lì vengono poi, come dire, smistati direttamente nelle varie questure, nelle varie città del Quindi Veneto. arrivano per Di esempio alla solito arrivano o questura? a Verona o a Milano e poi da lì, come le dicevo, in base alla ripartizione che è stata fatta dalle varie prefetture in accordo con il Ministero, vengono poi smistati nelle varie questure. Ci sono sempre gli agenti che sono andati a prenderli, che li hanno portati all'aeroporto, da lì li accompagnano nelle varie questure. Nelle varie questure poi vengono, come dire, espletati quegli atti che sono di rito, che sono il fotosegnalamento delle persone, dei migranti, e dopodiché vengono smistati nei Quindi vari vengono anche centri. riconosciuti con identità, quindi danno i propri dati identificativi personali, oppure Questo è un perché... altro problema. Danno dei dati identificativi, sì, quando nella maggior parte dei casi li danno. Quando non li danno è difficile riuscire a risalire al loro paese di origine e quindi alla loro identificazione, perché per avere l'identificazione di un cittadino extracomunitario bisogna ovviamente fare richiesta al paese da cui il cittadino proviene. Se il cittadino ti dice di chiamarsi con un certo nome e di provenire da un certo paese e poi il riscontro è negativo, voglio dire, anche lì diventa un bel problema identificare una persona, perché se tu non hai un riscontro, voglio dire, quello potrebbe essere arrivato da qualsiasi parte del mondo. Infatti questo è un problema non di È poco un conto problema ulteriore, assolutamente, ovviamente poi qui perché entriamo profughi poi nello specifico del nostro lavoro, che è cercare anche lì di risalire alla vera identità delle persone, perché se è la prima volta che entrano nel territorio europeo, voglio dire, se non c'è la corrispondenza dal paese da cui provengono, anche perché poi molti di questi paesi si trovano attualmente in guerra, e anche lì reperire le informazioni in un paese dove non c'è uno stato di diritto diventa anche lì difficile. Ecco, profugo chi è sostanzialmente? Ma guardi, E clandestino che non esiste, e chi sarebbe stato? il profugo è un po' come dire, una generalizzazione. Noi abbiamo i richiedenti asilo che sono quelli che provengono appunto da queste aree. Che sono identificate però, sono ben precise, non è che se uno viene da un paese dove Certo. non c'è la guerra però vuole comunque ugualmente atterrare qua in Italia, in Europa, per qualsiasi tipo è un profugo, perché sennò... Sì, quello Quindi sì. bisogna capire da quali paesi vengono, se sei dalla Siria perché c'è questa situazione anziché da un altro paese, però non tutti possono essere profughi, invece sono stati trovati No, poi... infatti quelli che non hanno i requisiti per vengono trattenuti, dopodiché dovrebbero essere rimpatriati. Anche qui dovrebbero essere rimpatriati. Il paese deve riprenderseli da dove provengono. Ci vogliono soldi per rimpatriarli, perché organizzare dei voli, organizzare delle Assolutamente. navi che li possano riportare al paese di origine, anche lì ha bisogno di finanziamenti, e se questi finanziamenti non ci sono? Quindi, ecco, effettivamente è così. Quindi loro sono anche a conoscenza del fatto che una volta arrivati qua è fatta. È fatta, dipende anche qui. Abbiamo dei paesi in Europa che sono un po' più, come dire, rigidi nel discorso immigrazione. Abbiamo delle leggi europee che sono anche lì, non è che ci vengono incontro, voglio dire, ormai sappiamo benissimo che il problema dell'immigrazione è un problema che non va risolto a livello nazionale. Voglio dire, non può essere solo l'Italia che si carica di questo problema. Eh, Tutti quanti i paesi europei dovrebbero fare la loro parte e dovrebbero mettere in campo forze e risorse per riuscire quantomeno a evitare queste situazioni drammatiche che viviamo tutti i giorni.
Ecco, le ondate di arrivo, per esempio, lei si occupa di provinciale, segretario provinciale di Padova, quindi rappresenta anche il territorio della città di Padova, Sì. no? Però penso che lei abbia anche una visione regionale. A blocchi di quanto sono, come Di- allocazione, Ma eccetera? guardi, dipende dal numero degli sbarchi. La scorsa settimana le posso fare, diciamo, l'esempio numerico. Come le dicevo, diciamo, a metà settembre il Veneto aveva ospitato circa 5.500 profughi. L'ultima ondata della settimana scorsa avevamo 457 profughi, tra di questi c'erano 279 donne, 19 in stato di gravidanza e 256 minori. Provenivano da Siria, Libia, Tunisia, Marocco, Bangladesh, Palestina, Sudan e Nigeria, e a Padova ne sono arrivati un centinaio circa, Quindi vi di arrivano un questi blocco, esatto, ve ne arrivano in 450. blocco 100 persone. Dipende, come le dicevo prima, dipende dalla ripartizione che viene fatta sul territorio, nel senso se ne sbarcano 1000, 2000, 3000, vengono, come dire, viene fatta una conta, insomma, in base alla disponibilità. Poi, come dicevo, la scorsa settimana il Veneto ne erano stati assegnati 457, insomma. Non so quale piacere, però È da vedere anche perché si era parlato poi di requisire, no? Anche dei locali per rendere, perché la Caritas non aveva più spazio, i locali disponibili. ovviamente gli spazi cominciano a scarseggiare, le strutture di accoglienza sono piene. Per questo noi abbiamo denunciato che la questura stava diventando un CIE, perché ovviamente questi hanno, come dire, sono stati tutta la giornata nel piazzale della questura, perché non avevamo comunque altri spazi dove accogliere un centinaio di persone da identificare. Gli spazi che abbiamo sono limitati e tra l'altro, insomma, hanno anche loro moltissimi problemi. Moltissimi problemi in che senso? Beh, diciamo che il problema dell'immigrazione, la manifestazione dell'altro giorno, era volta a sensibilizzare l'opinione pubblica sul discorso dell'immigrazione, sulla dotazione, però voglio dire, noi sono anni che lamentiamo la mancanza di risorse, la mancanza di strumenti, la mancanza di finanziamenti. Voglio dire, la situazione della questura di Padova. Allora, innanzitutto, come tutte le questure d'Italia, abbiamo una carenza di organico. Da quando la leva obbligatoria, diciamo, è stata, non c'è più, il turnover che c'era di personale da poter immettere, insomma, sulla strada si è diminuito drasticamente. Con questo il blocco delle assunzioni nella pubblica amministrazione, a cui il comparto sicurezza ha una deroga al 50%, ci consente, come dire, un innesto minimo di forze giovani, tra l'altro giovani tra virgolette, perché ovviamente si arriva dopo un percorso fatto nell'esercito, che è solitamente di 4 anni, quindi quando prima avevamo dei diciottenni, dei diciannovenni che, diciamo, al posto del servizio militare entravano in polizia, nei carabinieri, oggigiorno abbiamo dei 25enni, abbiamo dei trentenni, quindi già la situazione è completamente diversa. A questo il fatto che appunto il ricambio è limitato al 50% delle persone ovviamente diciamo, che vanno in pensione ogni anno, la metà viene reintegrata. Quindi l'organico di per sé è già ridotto all'osso. L'età media è Alzata, molto elevata. Noi abbiamo un'età media della sezione volanti di Padova che è superiore ai 40 anni. addirittura. Sì. Quindi lei può benissimo, insomma, capire qual è la problematica. Noi abbiamo un'età media che è troppo elevata per fare un lavoro di questo tipo. Vogliamo parlare delle auto? Noi abbiamo un parco macchine che ha mille problemi, perché queste auto ovviamente hanno tutte sopra i 200.000 chilometri.
Questi sono anni che ribadiamo questi concetti per cercare di capire all'opinione pubblica che appunto non abbiamo gli strumenti idonei. Si immagini che le nostre auto, come le dicevo, hanno tutti sopra i 200.000 km e sono le auto con cui si fanno gli interventi ogni giorno, rapine, scippi, furti, quelle che vediamo Quindi girare. sfruttate ormai, tirate al Sono massimo. tirate all'osso. Ovviamente è finita la loro, come dire, garanzia ordinaria. Se si rompono hanno bisogno di interventi straordinari, però non ci sono fondi. Quindi molte macchine sono ferme perché? Perché non ci sono i fondi per poterle riparare. Vogliamo parlare delle divise? Parliamo delle divise. Nello specifico ci dicono che viene istituita la nuova divisa operativa per il poliziotto che si occupa appunto di svolgere servizi di volante. Peccato che non arrivi il materiale per tutti. Allora che facciamo? Ne vestiamo una metà sì e una metà no? Cioè, vi danno soltanto una parte Ci dei danno nuovi una parte campioni. di quello che ci servirebbe. Al reparto mobile di Padova abbiamo avuto un problema quest'estate, o meglio, l'abbiamo avuto già l'estate scorsa, quest'estate si è ripresentato all'arrivo di circa una trentina di nuovi agenti neoassegnati, quindi non stiamo parlando di cifre esorbitanti, non c'era la tuta operativa per queste persone. Cosa abbiamo dovuto fare? Quelli che avevano 2 tute, perché 2 tute operative spettano per ogni operatore, ha dato la sua seconda tuta a quello che ne era sguarnito, quindi gli ha dato una tuta usata, rimanendo lo stesso con una. Ma provi a immaginare lei di dover lavorare per almeno 6 giorni a settimana sempre con lo stesso vestito. Sì, allucinante sostanzialmente. Queste sono le condizioni con cui il Ministero ci fa lavorare. Ecco, voi come sindacato avrete fatto istanza, protesta? Noi abbiamo fatto note, facciamo note e continuiamo a far note. Che risposta vi dà il Ministero? La risposta che ci dà è sempre la stessa, non ci sono fondi. Sì, però i fondi, vabbè, il solito discorso per pagare alti burocrati di Stato, quelli ci sono. E quelli Per purtroppo si 4 trovano tute, sempre, eccetera. non ci sono fondi. Vogliamo parlare delle cartucce? Noi dovremmo fare 3 giornate di addestramento al tiro l'anno. Quest'anno ci è stato comunicato che l'approvvigionamento di cartucce che è arrivato bastava solo per i primi 6 mesi. E gli altri 6 mesi non ci addestriamo? Poi quando succede qualcosa per la strada, quando succedono episodi spiacevoli, si punta subito il dito sull'operatore perché l'operatore non era addestrato. Ma se l'operatore non lo mettiamo in condizione di farlo, come può fare? Per non parlare poi dal lato economico. Ci sono stati periodi per cui abbiamo dovuto attendere gli straordinari, parliamo di circa 6-7 euro l'ora per quanto riguarda la corresponsione economica dello straordinario, che nel 95% dei casi non possiamo scegliere di fare, perché noi non è che decidiamo, come dire, finite le nostre ore di lavoro, di prendere e andare a casa, perché siamo in uno stadio, in una manifestazione, in un inseguimento, non è che squilla la sveglia e dice vabbè io adesso mi fermo e me ne vado a casa perché ho finito. Abbiamo dovuto anche aspettare, come le dicevo, mesi, se non addirittura quasi un anno per aver corrisposto lo straordinario effettuato, che come le dicevo prima ha una corresponsione che fa quasi ridere. Queste sono un po' tutte le rivendicazioni e le problematiche che noi facciamo ormai da anni, che facciamo da anni qui a livello locale. A livello nazionale, come ormai è alla ribalta anche qui della cronaca, attualmente il cartello che rappresenta il 95% delle forze del comparto sicurezza e quindi quasi tutti i sindacati di polizia, il COCER della Finanza, dei Carabinieri, dell'Esercito, la Polizia Penitenziaria, i Vigili del Fuoco, la Forestale,
ormai indetto uno stato di mobilitazione addirittura minacciando lo sciopero. Perché? Perché proprio dal 2009 ad oggi il comparto sicurezza ha avuto dei tagli lineari che hanno aggravato le situazioni di cui parlavo prima, che riscontriamo poi nelle singole province, nelle singole realtà con quelle problematiche lì. E io di questo voglio parlare anche in modo approfondito, perché poi è un aspetto importante, se ne è parlato quest'estate, però come Sì. sempre nel momento caldo magari anche molte persone non c'erano, non sono andate a conoscenza, poi come sempre si lascia perdere, non si sa più cosa sia successo. Ne parliamo insieme subito dopo la pubblicità, pochi secondi.